quella che è la storia di questo albergo e poi che cosa è diventato nel tempo, grazie anche poi alla possibilità di accedere a alcuni finanziamenti. Allora, l'albergo, ci raccontava la signora Graziella, è stato acquistato nel 1978 dai signori Monti, però era tutto da rifare, ci stava dicendo, no? Sì. L'albergo era un piano in meno di quello che è adesso, e la parte esterna non diceva né piscina, niente, era solo un cortile e basta. Ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni facevamo investimenti. Questo albergo adesso quante stanze ha, quante persone può ospitare, come è fatto? Abbiamo 52 camere, no? E sono tutte attrezzate con tutti i conforti, diciamo, bagno, televisione, internet. Sì, abbiamo messo internet anche in ogni camera. Sì. Abbiamo fatto anche stanze per handicap, abbiamo anche fatto proprio, che sono proprio attrezzata con l'ascensore nuovo che ho fatto, con questo investimento qua che ho fatto adesso, ho fatto un ascensore nuovo. Quindi quest'anno avete chiesto, anzi l'anno scorso, se non sbaglio, avete chiesto il finanziamento e tra i lavori importanti da fare c'era questo ascensore che era molto importante. Poi abbiamo fatto tutto l'esterno nuovo, perché abbiamo eliminato tutti i vecchi poggioli, abbiamo fatto i poggioli nuovi, abbiamo fatto tutti i serramenti esterni nuovi, tutti i pavimenti nuovi. Quindi un occhio all'estetica e un occhio alla qualità. Anche l'arredamento tutto nuovo. E l'impianto elettrico nuovo completamente, che quello era utile. Veramente completamente rinnovato l'albergo, in poche parole. Sì. Quindi non avete fatto un intervento solo estetico, ma anche molte spazi e per fornire servizi aggiuntivi sostanzialmente. Avete già un ritorno? Che cosa vi dicono i clienti di questo vostro lavoro? Si accorgono ovviamente? Io penso non al 90% ma al 100%. Le soddisfazioni le abbiamo. Raccontiamo un po' di questo finanziamento. Era una quota molto importante. Tra l'altro è stato suddiviso anche in 2 tranche. Osato per chiedere e abbiamo voluto anche il fatto finanziamenti, diciamo, per l'80% dei lavori. Il fatto è che anche questi finanziamenti te li danno veramente anche per rinnovare in qualità, diciamo, anche la norma di legge, anche la legge, perché la legge adesso chiede certe cose, tu devi fare tutto quanto che sia di norma, che sia naturalmente anche per l'energia rinnovabile, tutto quanto. Se tu fai queste cose sono molto erano almeno disponibili. Il supporto di Fiditurismo qual è stato per voi la cosa importante come aiuto che avete rilevato? Oltre a rispondere per prima cosa ti dà il coraggio di fare, perché se tu hai un aiuto tu hai anche il coraggio di fare questa cosa, perché se tu non hai in previsione un aiuto tu non puoi affrontare una spesa che abbiamo fatto noi. E poi che non sapevamo che veniva la crisi, perché la crisi è arrivata dopo che noi eravamo in mezzo al lavoro, è venuta fuori anche questa brutta crisi che veramente ci ha portato un po' di perché noi i lavori di ristrutturazione li avevamo già cominciati 4 anni fa, perché abbiamo ingrandito la sala da pranzo, la cucina, tutte le terrazze esterne dalla parte di dietro, e quella volta ce l'avevamo fatta senza, no?
Noi dopo con la seconda ristrutturazione abbiamo dovuto per forza chiedere questi aiuti e noi la banca ce li hanno proprio dati appunto in merito alle cose dei figli turismo. Quindi grazie al fatto che c'era una garanzia comunque forte dietro, avete dovuto fare il passo sì. avanti. Se doveste consigliare a dei vostri colleghi imprenditori di fare un passo del genere, mi sentireste di dare un'opinione positiva, di dire loro di continuare ad investire o avete anche dei consigli da dargli? No, noi siamo così, consiglierei senz'altro di fare in questo sistema, sia perché diciamo è una garanzia proprio sul lavoro e su tutto. Io posso dire che senza l'aiuto io non sarei a questo punto di avere il mio bel albergo. Io per fortuna ho avuto l'aiuto. Non era facile, lo dico che non era facile, ma oggi sono felice che ci sono riuscita, che ho avuto l'aiuto, è andata bene, l'abbiamo fatto. Senza aiuto non si faceva niente, abbiamo avuto un bel aiuto, anche se c'era qualche problemino in mezzo, però è tutto stato sempre risolto bene, discusso bene, no? Lino, sempre fatto bene. Noi senza aiuto non si faceva. Io posso dire che chi ha il coraggio di affrontare, perché ci vuole anche il coraggio e la voglia di farlo e devi riuscire, se tu hai il coraggio e la voglia ci riesci con questo aiuto, perché a noi ci hanno veramente aiutato.